Buongiorno signor Donia, noi la vogliamo ringraziare per la sua cortese disponibilità, è sempre così gentile e ci ha fatto venire qui, perché noi stiamo valutando tutte le risorse del nostro territorio e quindi questa è una risorsa importante e siamo venuti proprio apposta per la conoscenza. Adesso ci sono i bambini che vogliono fare delle domande. Vi siete ammutolite? Chiediamo. Non trova. I bambini si sono ammutolite, la faccio io. È nato nel 2020. Ah, ecco. Il museo. Bello. Come non avevo niente E da qual fare. è, signor Donia, qual è stata la motivazione che l'ha spinta a fare questo museo? Ma ha avuto sempre la passione delle foto da quando giocavo a pallone. E li ha raccolte a partire da quando? Degli anni 60, 50, così. Perché lei era nel calcio, giocava? Sì, ho giocato, sì. Davanti a Ma Spagna. con che cosa? Con la San Pietrese? La sempre gente, Serpennicello, Pace del Mena, Giammoro, Gualtieri, Torrigrotta. Ah, quindi ha avuto sempre questa Sì, ho passione. vinto dei campionati giocando sia da giocatore sia da allenatore. Bravo. Sì, sì. E poi ha raccolto anche tutte le magliette. Sì, no, le magliette non sono tutte mie, sono man mano che venivano i giocatori che facevano visita al museo, mi portavano qualche cimento. Quindi sono un dono. Sì, i palloni, i foto, tutto questo qua. Anche perché ho saputo che è stato visitato da tanti personaggi questo museo. Sì, da tanti giocatori. E anche di calibro importante. Baresi. Pure Baresi. Sì, venuto Enzo Di Palma, Zeman, il presidente Sintore Torregrotta, Doni che giocavano in Messina. Romolo Rossi. Romolo Rossi che giocavano in Messina. Peppe Catalano. Peppe Catalano, Dino Bandiera, Pippo Gitto, Maurizio Miranda, tutti i giocatori che hanno giocato in Serie A e in Serie B. Anche il presidente Miceli della Spadaforese, Il presidente anche, Miceli, anche le squadre storiche del comprensorio hanno fatto visita al museo. tutti questi. Polizzo, Franco Polizzo, Sulfaro, giocatori del Messina che hanno giocato pure in Serie A, Sulfaro specialmente. No, è veramente molto bello. E il ricordo più bello, Nino, di questi ospiti qual è stato? Di sti bambini qua. Ma perché sono i primi bambini, i primi Sì, alunni? sì. No, tutto è bello, tutto... Ma noi in pratica questo qui da che cosa nasce la nostra visita? Perché quest'anno noi abbiamo fatto un progetto che si chiama Terra Madre. Questo progetto nasce dal fatto che la scuola si deve aprire nel territorio, la scuola lavora nel territorio, quindi deve essere aperta a tutto ciò che offre il territorio, quindi alla conoscenza del territorio nel quale noi operiamo. E quindi è un progetto che durerà 3 anni. Quest'anno faremo tutto il comune, solo il comune, quindi tutte le attività che ci sono nel nostro comune, la tradizione, la cultura, le opere d'arte perché visiteremo le nostre chiese, tutto l'artigianato, il museo, poi tutto ciò che offre il nostro territorio, lo faremo a 360 gradi. Mentre poi l'anno prossimo prenderemo la provincia, perché siamo nella provincia di Messina, e il terzo anno invece faremo la regione, quindi andremo a Palermo, tutte, Covid permettendo. Quindi è un progetto a largo raggio, che comprenderà questi 3 anni. E qua a San quindi- Pietro, oltre il museo, avete visto qualche altra cosa, quindi? Abbiamo iniziato con la raccolta delle olive, abbiamo fatto la raccolta delle olive, abbiamo fatto l'olio e poi abbiamo mangiato il pane caldo con le olive, con l'olio. E poi adesso abbiamo fatto la seconda uscita. Aspetta che adesso le leggo perché non vorrei dimenticare qualcuno, perché poi la seconda uscita abbiamo fatto il vivaio di Salvo. Sì, che abbiamo fatto di Massimiliano Salvo, che è stato gentilissimo, ci ha accolto e ci ha spiegato tutto proprio in modo molto approfondito. Poi e poi dovremo andare a visitare tutte le chiese e ci sarà Valentina certo che ci illustrerà tutto perché lei è competente ed è stata gentilissima a darci tutto il suo contributo. Poi faremo anche l'artigianato con la sorella del signor Pagano, Flavia, perché lei fa dei lavori con la carta meravigliosi e quindi insegnerà ai bambini come fare questi lavori. E poi andremo
alla Valle degli Agrumi con dalla signora Basile Antonia che ci farà L'agriturismo. vedere tutto come si fanno tutte in pratica le cose, le tradizioni nostre della pasta, di tutto ciò che, ecco, la cucina nostra sanpietrese. Adesso siamo andati al panificio di Andaloro, di Domenica Andaloro, e ci ha fatto vedere come si fa il pane, come si fa il biscotto Samperoto, l'abbiamo visto infornare, loro l'hanno mangiato, hanno mangiato il pane con l'olio, hanno mangiato il biscotto proprio appena sfornato, buonissimo. Caldo, caldo. Sì, buonissimo, caldo caldo. E poi dobbiamo andare da Nicola Anastasi per fare la ricotta e il formaggio lì in montagna. E vediamo se ho dimenticato qualcuno qui da lei, dal museo. E basta, mi pare che tutte le ho dette. Sì. Ma una domanda, ma tu E adesso, già che ci sono, vorrei anche ringraziare innanzitutto la nostra dirigente, che è stata, quando noi abbiamo presentato la nostra proposta, l'ha accolta e ci ha aiutato in tutto e per tutto, perché è molto disponibile. Però ricordiamo che l'istituto comprensivo Pacermela, questa è la scuola di La San scuola Piermarina. primaria di San Piermarina, e poi anche la nostra DSGA Angela Bilardo che ci ha aiutato ed è stata collaborativa. E dobbiamo ricordare anche gli alunni, che oggi ne manca 14, ne mancano dei nostri alunni che non hanno vari problemi, per cui non sono potute venire. E voglio ringraziare tutte queste persone che ho elencato prima, perché ci hanno dato tutta la loro disponibilità ad aiutarci a portare avanti il progetto, e con contributo, spieghiamolo, gratuito. Nessuno di tutte le persone che ci hanno aiutato a portare avanti, e ci hanno aiutato e ci aiuteranno a portare avanti il progetto, tutte a titolo gratuito. Quindi dobbiamo ringraziarle, perché è una risorsa anche questa. I ragazzi stanno accogliendo con entusiasmo queste visite, Sì, perché sì, sono sì. per Anche molte perché cose nuove. Questo progetto nasce anche al di là del fatto della cultura e della conoscenza del nostro territorio, anche dal fatto che i bambini provengono da 2 anni di Covid, per cui ci sono i bambini dalla prima alla terza che non sono mai usciti, e quindi questo serve anche per aiutarli a riprendere la vita normale di sempre, e quindi sono molto importanti queste. E anche di vedere cose che... Sì, conoscere il territorio, ma anche nello stesso tempo incominciare a uscire per fare una vita normale, che questo ci ha bloccato parecchio. E speriamo che ritorniamo al più presto alla Sì, vita sì, normale. Sì, speriamo di ritornare alla vita normale e di fare delle nostre grandi cose. Maestra Gianna vuole aggiungere qualcosina? Qualche altro insegnante vuole aggiungere qualcosina? Felici di fare queste esperienze sul territorio, molto significative. Ci sono qualche altra domanda per Nino? C'era un ragazzino che gli ha chiesto qualcosina. Mi hai domandato? Io tifo per tutte le squadre siciliane, e in particolare il Milan. Che non è siciliano. L'idea mi è venuta nel 2020. Nel 2020, con la pandemia non avevo niente da fare, mi ho messo a perdere tempo a costruire questo piccolo museo. Piccolo, grande, piccolo prima, ora è diventato grande. Sì, e lo Sì, diventerà non c'è sempre. domanda. Dimmi. Milano Sarino piccolo. Una foto di? Il mio nonno Sarino. Voi, tuo nonno Sarino, chi è tuo nonno? Sarino. Io sono la Sarino Calogero. Sarino Calogero, tu sei la nipote di Sarino Calogero. Infatti, mi fa piacere. Figlia di Maria, figlia di Maria Caterina. Sì, c'è una foto. Già cosa di giornalista già. Era già giornalista. Già, Giornalista. Bravo, vuoi vedere la fotografia di tuo zio, tuo Saron. nonno, Sarino? Qua ce l'ho. Guarda, vediamo se la trovo. Vediamo se la trovo qua. chi sposta sempre. Sì, magari se lo guarda a memoria, giustamente. Non mi ricordo dove, ma c'è. Qua. Questo è tuo nonno. Aveva i baffi allora. Lo riconosci o no? Allora, lo saluto. Questo è tuo nonno. Era dirigente del San Pellicero. Si interessava di calcio pure allora. Va bene? Bravo. Questo. Hai il baffi. Allora portare il baffi. Allargatevi, belletti. Tornate indietro, allargatevi. Andiamo, torniamo indietro.
avere nient'altro? Ragazzi, avete tutto chiaro? Nessun'altra domanda volete fare? Che domanda vi fai? Da quant'è che si giocano A calcio da anni. È antico, il gioco del calcio è antico. È nato il gioco del calcio in Inghilterra. Gli inglesi l'hanno inventato il gioco del calcio, sai? Perciò è vecchio, il gioco del calcio è vecchio. Una volta si giocava pure nella strada, basta che si giocava a pallone. Chi non aveva la palla prendeva una calzetta, la riempiva di pezzi, di cose e si giocava a pallone quando non c'era pallone. La passione c'è stata sempre per il pallone. Io invece una volta del pallone non la farei, io invece Che cosa vuole? non ho pensato di fare il pallavolo. Ah, capisci che dici? Non ha pensato a giocare a calcio, ha pensato di giocare a pallavolo. L'importante è fare sport. L'importante è fare sport. Di sport, qualsiasi tipo di sport, basta che è sport. Capisci? Non solo calcio. qualsiasi- L'importante è fare L'importante attività che è sport. Il sport vi insegna tante cose. Stare in compagnia, rispetto per gli altri, per i compagni, è più educativo il calcio. E poi si impara a fare le cose, non è che non si può imparare, basta che ti alleni. Alleni, impari tante cose, tanti trucchi del mestiere, qualsiasi tipo di sport che fai. Tutto. Che non è uno nasce già insegnato. Capisci? Capisci? Tu che sei figlia di giornalista, che cosa hai finito? Non sei come tua mamma, Deve imparare ancora. capisci? Tua mamma è venuto. Signor Tonia, io gliela vorrei fare una domanda, se permette. Quali sono i suoi progetti futuri per ampliare il Il progetto futuro che ne so, il progetto futuro? Non lo so. Mi aiuta l'amministrazione comunale. Vabbè, penso che ce l'avrà la Però già l'amministrazione comunale, devo dire, ha inserito il museo fra Sì, i beni del comune, come bene interesse comunale. del comune, sì. socioculturali. Sì, sì. infatti ci sono anche le tabelle Sono le messe. tabelle, ringrazio il comune, Luigi Calderoni, il sindaco, che ha preso parte a questa iniziativa, che ha fatto mettere tutte le insegne del Museo del Calcio Siciliano di San Pedicetto. Anche 7 tabelle ci sono. Per portare le persone Quindi in qua. pratica lo amplia man mano che... Ma guardiamo, qua sono, non è il locale, questo è il locale, anzi è troppo grande. Sì, è molto bello. Sì. E che dobbiamo aggiungere, era partito un progetto un po' più piccolo, poi col passare dei mesi, Degli anni... no Marco, già con passato un paio di mesi si è riempito tutto, Tutti perché mi fanno una domanda da quanto tempo che è questo museo? Sì, Invece in 2 anni- bene. Sei arrivato Però a il questo- materiale già ce l'aveva tutto, no? O quasi? No, La maggior parte. Prima trovavano fino a qua. E così, sto fatto qua, Giuseppe, stimolato da Giuseppe pure. Bravo Giuseppe. C'era un Infatti paio di dobbiamo mani. ringraziare sempre Giuseppe con il Ceto TV, Guarda che che te sono faccio sempre, Valentino, sempre presenti, attenti a tutto ciò Quando che c'è possiamo. nel nostro paese. Non ha sì. mancato in una No, lui è sempre presente, il Ceto TV è sempre presente. presente, fa il Poi lo fa possibile. con passione, bisogna dire, eh? Lo fa proprio Ogni con cosa, se passione. non c'è la passione, non si fa niente. certo. Sì, è vero. Si fa per scopo del lucro. La passione Dei soldi. muove, ma la passione muove ogni nostra attività, perché nella scuola se non abbiamo la passione, la voglia di fare, l'amore per il nostro lavoro, per i bambini, L'amore, specialmente. non si porta avanti niente, ma in qualunque Sì, sì. mestiere deve essere così, perché altrimenti si ferma tutto. Vuole proprio la passione. Quando c'è uno scopo, dura 1 anno, 2 anni, poi finisce, perché c'è lo scopo, il Certo. punto di riferimento. È una cosa momentanea. Certo. È il mio personale, non è che sono in compagnia con altri, dice va, devo dire come no, è il mio personale, faccio quello che voglio, è a disposizione di tutti, è aperto sempre di tutti, vengono gente, vengono gente di Palermo, giornalisti di Palermo, di Catania,
A 86 anni si partivano da Catania per vedere il museo. Mi hanno portato quel pallone da il Manchester United antico, da quello scuro che non si usava una volta. Ah, ecco, questo Sono cose belle, va. Sono soddisfazioni. Vediamo che domanda mi Un'altra fai. domanda. Mio papà gioca a calcetto. Tuo papà, come si chiama tuo papà? E Gabriele, la rosa, quello di San Piermarina? Sì, sì, lo conosco, sì. Sì. Lui va a calcetto vicino al gioco. Ah, a Fondachello. Sì. A Fondachello, sì, lo so, ci sono tanti campetti di calcetto, sì, sì. Di La Rosa, io ho tanti foto qua di La Rosa, forse saranno i tuoi zii. O nonno. O nonno. nonno, ecco. Quando a San Piermarina c'era la squadra di calcio. Pure a San Piermarina c'era la squadra. Sì, come no. Quindi c'era la Sabbiadrese e pure a San Sì, Piermarina. c'era E San Piernicero. Questa era la foto di San Piermarina. C'era la foto di San Sentite Piermarina. voi. Immagino. Giuseppe, bei tempi quando Bei tempi, c'erano tre tante- squadre, c'erano tre tante squadre. ragazze, ma c'erano essere tante ragazze. Sì, San Piermarina, sì, sì. E allora l'hanno costruita questa squadra, Mimmo Costa e suo cognato sì, Franco, no, Sandro Maio. Sì. Sì. Va bene. C'era una passione, ora si è perso tutto. Ora solo in televisione piace. Anche perché c'è un costo, non è come una volta si giocava, passioni. Ma non solo, ma adesso c'è troppa burocrazia che rovina l'Italia. Burocrazia, c'è. Non c'è voglia di sacrificarsi. Assicurazione, male di cose. Sì. Ormai mi piace solo guardare la televisione, non fare sacrifici. Ci sono troppe responsabilità. Sì, troppe regole, Troppe regole, sì, troppe responsabilità. del resto è pure giusto perché quando accadono le disgrazie. Va bene, vuoi dire qualcosina? No, per ringraziare, ho ringraziato già tutti, Sì. penso di non Bella esperienza, vero? Bella. Grazie a tutti per la collaborazione. Grazie a voi. Grazie veramente. Nino, Sì, è stata una bella gli giornata. ospiti più piccoli hai avuti oggi. Sì, sì, è una cosa bella, i bambini così sono contenti, li vedo tutti sorridenti. Sì, sì. È così, sì, sì. Ragazzi, date complimenti a Nino Toni. Facciamo un applauso al signor Toni per questo. Brava Nino. Ringraziato per l'accoglienza. Grazie di tutto a tutti. No, perché? È aperto a tutti, è aperto a tutti, non è che c'è scopo di luce, una cosa bella. La cosa che c'è va vista. Sì, Vale la pena. dobbiamo conoscere tutto ciò che abbiamo. Grazie Nino. A nessun posto c'è un po' questo. Certo, un lavoro proprio grandioso. Con la maglietta